Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora non c'è niente da fare, Donald Trump proprio non lo capiscono, qui occorre fare un disegnino. Perché? Perché oggi i giornaloni in coro ovviamente la leggono così, no? Come la grande sconfitta di Trump, parliamo della questione dei dazi ovviamente, si va dalla ritirata di Trump di Repubblica all'immaginifica stampa, Trump trema e congela i dazi, ora la visione di Trump che trema davanti per esempio al bazooka di Ursula von der Leyen veramente serve una fervida immaginazione fantascientifica. Comunque quotidiano nazionale, Trump fa marcia indietro, Trump ci ripensa, Messaggero, Sole 24 ore, insomma questa è la lettura media. Ora io non dico a loro signori di leggersi L'arte della negoziazione, il famoso bestseller degli anni 90 di Trump che spiega il suo modo d'agire anche sull'agone internazionale, perché i libri pensosi, seri e presentabili li scrivono solo loro, se li leggono peraltro solo tra loro, ma questa è un'altra questione, riguarda la crisi del mercato editoriale dei libri. Però almeno seguiteci nel seguente disegnino che prova a ricalcare banalmente l'agire di Trump, lo schema alla base della sua strategia, a maggior ragione anche dei dazi. Come nasce lo psicodramma, diciamo, al di qua dell'Atlantico, al di là dell'Atlantico, la guerra commerciale voluta da Trump? Su due versanti, un versante appunto che è puramente negoziale e poi c'è un versante geopolitico, versante negoziale che appunto troverebbero loro signori se si prendessero la briga di leggere l'arte della negoziazione, è lo schema Trump per cui inizio una trattativa al rialzo, spavento anche l'interlocutore, gli faccio accettare la mia premessa e poi vedo se c'è la disponibilità a trattare per andare a chiudere nel mio interesse, nella fattispecie nell'interesse delle milioni di americani che mi hanno votato fuori dalla bolla di Manhattan. Ebbene, questo è esattamente quello che è successo, nel senso che perché Trump ha congelato i dazi? Cioè ha mantenuto il dazio minimo del 10% e ha tolto tutte le escalation dei dazi reciproci. Come ha comunicato la Casa Bianca e come ci dice la cronaca, perché circa 80 paesi si sono già fatti vivi con gli Stati Uniti, dichiarandosi non solo disponibili, ma interessati ad aprire una trattativa e a rivedere anche la loro politica commerciale. Guardate che a rigor di logica, tra questo gruppo di paesi, realtà politiche che si sono manifestate disposte alla trattativa, c'è anche l'Unione Europea che è conscia di non avere nessun bazooka in mano, perché quando Ursula von der Leyen ha evocato la possibilità di dazi zero sui beni industriali, non ha fatto altro che questo, che entrare nello schema Trump, e quindi sì, lui ha congelato i dazi perché ha ottenuto diciamo ha imposto la premessa agli interlocutori, Ursula von der Leyen compresa. Questa tra l'altro è un'ottima notizia per la nostra Premier Meloni, che andrà a Washington con l'alfabeto della trattativa sdoganato, e questo era è l'ABC della negoziazione secondo Trump. Poi c'è la questione geopolitica, che noi spelacchiati, bavosi con i stacci di serie C di Radio Libertà stiamo, come dire, sottoponendo alla vostra attenzione da giorni, e guarda caso ieri Trump, congelando i dazi in generale, li ha aumentati al 125% alla Cina. Perché? Perché al di là dell'aspetto trattativistico, la vera faglia di rottura geopolitica che c'è sotto la guerra dei dazi è la sfida tra il gigante americano e il gigante cinese. Trump ancora ieri l'ha ribadito, in conferenza stampa alla Casa Bianca, tutto iniziò quando la Cina entrò nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, a condizioni iperfavorevoli per la Cina, ipersfavorevoli per il mondo libero, come ben sa la base elettorale di Trump. E quindi questo è lo scontro invece geopolitico che c'è sullo sfondo, e come abbiamo detto più volte, da qualunque punto di vista italiano, europeo, occidentale, compulsui, sano, banalmente interessato all'autoconservazione, fin se detesta Trump, non ci possono essere dubbi tra quella che rimane, che ne dica
l'ormai non brillantissimo, diciamo, a proposito di Compostui, Mario Monti oggi su Repubblica, quella che rimane la più grande democrazia liberale del mondo da un lato, e dall'altra quello che è la principale dittatura, il principale totalitarismo del mondo, cioè la Cina. Quindi non c'è nessuna sconfitta di Trump. Trump ha ottenuto il suo obiettivo negoziale con interlocutori normali e sta alzando la posta col rivale geopolitico. La prossima volta veramente veniamo con la lavagna e proviamo a fare un disegnino. Grazie a tutti, ma rimanete con noi perché è in gomba il direttorissimo Vittorio Feltri per il Bamba della settimana. Vi aspetto.